Koliko ste popularni ovdje? Sono molto felice perché io amo Belgrado, amo il popolo. Jako sam srećna i zaista volim Beograd i volim narod u Srbiji i Beograd. Sono fantastici, ho dei bei ricordi che io mi ricordo che ho lavorato anche con un giornale molto importante che si chiama, parlo di diversi anni fa, mi pare La Nazione. Pre dosta godina sam radila intervju za jedne novine, jako poznate novine, imala sam zaista lepo iskustvo sa njima. Ilona ili Cicciolina ili je teško napraviti razliku posle svih ovih godina? E io amo Ilona e Cicciolina tutti e due. Cicciolina è un personaggio anche da fumetti e Cicciolina non vuol dire che direttamente dalla pornografia, Cicciolina è tutto. E Cicciolina è quel personaggio che a me mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, che ho inventato io questa parola Cicciolina. Cicciolina je ono što je mene učinilo poznatom i priznatom, ali nikada ne bih mogla da razdvojim te dve ličnosti, jer sam ujedno i Ilona i Cicciolina. E quindi sono molto felice di usare perché il mio soprannome è Cicciolina, perché mi ha fatto anche diventare ricca. Cicciolina kao moje drugo ime je učinilo da postanem poznata i bogata. Ecco, siamo qui insieme con Alessandro Mazzini perché stasera e domani sarà presentato il film molto bello che insomma, lui ha fatto un capolavoro bellissimo, un docufilm che è proprio opera d'arte e quindi io, prego, io vorrei passarti infatti la parola che tu parlassi del film, tu, visto che hai diretto, insomma. Ovaj film koji smo snimili, koji smo Alessandro i ja snimili, je više od dokumentarnog filma, ovo je jedno njegovo remek delo. Jako mi je drago što smo u Beogradu baš zbog toga i zbog projekcija koje nam slede danas i sutra uveče. Quindi adesso io passerei la parola a Alessandro, così ci parla direttamente l'idea, come è venuto e perché, quali erano le tue idee, come volevi girare, eccetera. Sada želim da prepustim Alessandru reč koji će više reći o samom filmu, kako je sniman i o glavnoj ideji i onome što čini ovaj film dokumentarac. Bio u rangu svetskog skandala i na naslovnim stranama svih novina. Danas, treba spavimo ovo, danas međutim vidimo da ono što se dešava globalno u svetskoj politici sa bombardovanjem zemalja, sa neoliberalnim kapitalizmom, da to liči na najstrašniji porno film koji danas živimo. Svedoci smo najstrašnije prostitucije, pornografije i javnog morala i ljudskih vrednosti i nesloboda i predrasuda i rasizma i svega ostalo. Pitanje i za Cicciolinu i za reditelja, koliko ste možda hteli upravo da fokusirate to da su porno glumci danas religiozni likovi u odnosu na političare, moćnike i ono što se dešava? Iz profesionalnih razloga gledam pornografiju. Samo iz profesionalnih razloga. E anche i documentari sulla pornografia. I dokumentarce o pornografiji. C'è una serie adesso su Netflix, 10 puntate. Sada je na Netflixu se prikazuje jedna serija 10 epizoda. E chi si occupa di questi temi vede che spesso, anche in America, queste persone che fanno delle scelte, diciamo, non convenzionali. Vidimo da danas čak i u Americi one osobe koje rade one stvari koje nisu toliko popularne i prihvaćene. Poi nel privato vogliono anche loro una vita assolutamente borghese. Da čak i oni žele u suštini jedan ispunjeni život na visokoj nozi. Invece Ilona secondo me è particolare perché lei è proprio esplosiva in ogni caso,
data per tutto, in tutta la sua vita, fuori, davanti alla telecamera, e questo secondo me è la parte interessante del tutto. Quindi Ilona è legata al concetto di scandalo, che è quello che porta stupore, ed è certamente fatto scandalo quando è entrato in Parlamento, ma secondo me la vicenda di Ilona Thaler è continuamente uno scandalo, perché appunto continua a fare altro rispetto a quello che uno pensa. Quindi non è che Ilona in maniera ipocrita ha fatto la cosa fa, poi diciamo si è pentita di farlo, bensì in tutta la sua attività umana artistica è sempre stata se stessa, e secondo me questo è un valore, quello dell'autenticità. Ono što je mene najviše zainteresovalo kada sam počela da radim film o Iloni je to što je ona uvek bila žena od skandala, ali žena koja je čitav svoj život posvetila medijima i predala sebe medijima, iako je čitav njen život skandal. Najveći skandal koji su mediji propratili jeste bio njen ulazak u parlament, ali to nije sve. E per quanto riguarda la domanda della signora che dice che adesso nella politica c'è più pornografia che nei film, A u vezi pitanja koje je gospođa postavila da u politici ima više pornografije nego u filmskoj industriji, ricordo una massima italiana che dice sećam se jedne poznate italijanke koja kaže comandare è meglio di fottere. Comandare vladati je bolje nego... Hvala Stefane. Razumem. È comunque vero, perché quando io ero parlamentare me ne sono accorto che alcuni ministri e con il potere fanno sesso col potere. È questo che voleva dire lui. Preferiscono il potere perché li riempie, dà più emozione sessualmente, in qualunque forma che chiamiamo, che una semplice andare a letto con una ragazza, tutto lì. Političarima moć pomaže da izraze svoju seksualnost i više uživaju zapravo u moći nego u samom seksu.